L'incontro odierno ha quale tema le nuove vie del commercio internazionale, rischi e opportunità. Immaginate un oceano che per secoli è stato una barriera di ghiaccio invalicabile e che oggi, a causa del riscaldamento globale, sta diventando una nuova autostrada del commercio mondiale. Questo è l'Artico. Oggi quella della rotta artica è una delle questioni più attuali e strategiche del XXI secolo. La rotta artica è un insieme di vie marittime che attraversano l'Oceano Artico e collegano l'Europa, l'Asia e il Nord America. Per molto tempo queste rotte sono state impraticabili a causa della presenza costante dei ghiacci. Tuttavia, negli ultimi decenni, il progressivo scioglimento dei ghiacci polari ha reso la navigazione sempre più possibile, soprattutto durante i mesi estivi. Esistono 3 principali percorsi. Il primo è la rotta del Mare del Nord, che costeggia la Russia e collega l'Europa all'Asia, passando a nord della Siberia. Il secondo è il passaggio a nord-ovest, che attraversa l'arcipelago canadese. Il terzo è la rotta traspolare, che passa direttamente attraverso il centro dell'Oceano Artico e che potrebbe diventare più utilizzabile in futuro se lo scioglimento dei ghiacci continuerà. L'importanza di queste rotte è soprattutto economica. Utilizzando la rotta artica, le navi possono ridurre notevolmente la distanza tra Europa e Asia rispetto alle rotte tradizionali come quella che passa per il canale di Suez. Questo significa meno giorni di viaggio, minori costi di carburante e tempi di consegna più rapidi. Per il commercio internazionale si tratta quindi di un'opportunità molto significativa. Ma la rotta artica non è solo una questione economica, è anche un tema geopolitico. I paesi che si affacciano sull'Artico, come Russia, Stati Uniti, Canada, Norvegia e Danimarca, sono interessati non solo al controllo delle rotte marittime, ma anche alle risorse naturali presenti nella regione, come petrolio e gas. Questo ha aumentato l'attenzione strategica sull'area e in alcuni casi anche le tensioni internazionali. Allo stesso tempo, però, l'Artico è un ambiente estremamente fragile. L'aumento del traffico marittimo e lo sfruttamento delle risorse possono avere conseguenze gravi sugli ecosistemi e sulle popolazioni indigene che vivono in quelle zone. Inoltre il fatto che questa rotta sia resa possibile dallo scioglimento dei ghiacci dimostra chiaramente l'impatto del cambiamento climatico. La rotta artica non è solo una nuova via commerciale, ma è il simbolo di un mondo che sta cambiando rapidamente. Sembra offrire grandi opportunità economiche, ma allo stesso tempo ci mette davanti alle responsabilità legate alla tutela dell'ambiente che potrebbe essere messo fortemente a rischio. Proprio per motivi legati alla tutela dell'ambiente sono veramente poche ad oggi le volontà espresse di utilizzo della rotta artica, che ha però già avuto inizio. Nel contempo si sviluppano altri importanti progetti, quale IMEC, India Middle East Europe Economic Corridor, noto anche come Via del Cotone, che vede il porto di Trieste fortemente candidato a diventare uno snodo centrale europeo per queste rotte commerciali. Di tutto quanto procede si parlerà durante l'incontro dal titolo Le nuove vie del commercio internazionale, rischi e opportunità. Sull'argomento informeranno ed esprimeranno le loro opinioni i relatori dell'incontro, che sono Francesco Parisi, nella sua veste di Presidente dell'Associazione Trieste Summit, Leonardo Parigi, direttore dell'Osservatorio Artico, e Michele Rebesco, geologo marino e dirigente di ricerca OGS. Diamo quindi incontro all'esposizione dei relatori. Grazie per la vostra presenza e partecipazione. Il primo a prendere la parola è il dottor Francesco Parisi, in qualità di Presidente dell'Associazione Trieste Summit, a supporto del progetto IMEC, che informerà su detto progetto, appunto, che è denominato anche Via del Cotone, che ha Trieste come candidato a essere punto focale e hub nel mare Mediterraneo per i traffici provenienti dall'India e dal Medio Oriente e destinati ai paesi del Mediterraneo e del sud ed est Europa. Dottor Parisi, a lei, grazie. Grazie Capitano Zerbini, grazie dell'invito e mi scuso innanzitutto con lei e con gli altri relatori, ma io ho già detto al Capitano Zerbini che purtroppo devo andare via alle 7:10 al massimo. Mi scuso veramente, non è mia abitudine, ma ho un impegno assolutamente inderogabile, però vi dico che qui in sala è presente Alberto Pasino, che è consigliere dell'Associazione Trieste Summit, insieme ad altri soci del Propeller che però non sono qui stasera, che potrà rispondere ad eventuali domande che volessero essere indirizzate a me.
Ecco. Allora, detto questo, ho detto anche al Presidente Zerbini che io non sono un profondo conoscitore della rotta artica. Posso, diciamo, esprimere quelle che sono le percezioni di un imprenditore e degli imprenditori, perché le abbiamo condivise con diversi imprenditori del marittimo, su questa prospettiva. E devo anche dire in premessa che, come molti colleghi anche qui presenti, noi abbiamo, pur essendo presenti in campo internazionale, la prevalenza dei nostri interessi qui, nel nostro territorio, nell'Alto Adriatico, e quindi noi parliamo di questi argomenti in questa prospettiva, cioè nella prospettiva di quale impatto potrà avere il nostro territorio da nuove rotte che si possono sviluppare. Molti di noi hanno investito in modo considerevole qui, soprattutto in questo millennio, in questi ultimi 25 anni. E non occorre rammentare, voglio solo farlo però per sommi capi, ciò che ci ha favorito nello shipping negli ultimi 25 anni. Prima cosa la caduta della cortina di ferro, la seconda la crescita delle economie del centro-est Europa, che è stata a tasso doppio di quello dell'ovest dell'Europa. L'ingresso nell'Unione Europea di quasi tutti i paesi che fanno parte dell'Interland storico di Trieste e dell'Alto Adriatico, e anche infine la crescita molto marcata dei commerci con l'Asia negli ultimi 40 anni. Dal 2007 al 2023 i traffici contenitori, prendiamo questa unità perché è particolarmente significativa, nel porto di Trieste sono cresciuti del 220%. Nell'Alto Adriatico orientale, quindi Trieste, Capodistria, Fiume, 235%. Il confronto è: i primi 15 porti dell'Unione Europea nello stesso periodo sono cresciuti del 16%, Rotterdam del 24%, Anversa del 22%, Amburgo è scesa del 22%, Genova è salita del 30%, quindi indubbiamente una crescita molto più forte. E questi sono anche dati che ci comunica e ci aggiorna, e sui quali ci aggiorna IOM, Presidente è qui presente in sala, però sono dati che derivano anche da studi internazionali, in particolare mi riferisco a uffici di studi di Anversa, quindi di un range concorrente, quindi non sono dati di parte, no? Questo trend positivo in qualche modo si è incrinato all'inizio del terzo decennio di questo secolo. Prendiamo come data il Covid, e ci sono degli eventi concreti e anche simbolici che possiamo quasi definire anche in parte cigni neri, che sono caduti a 2 anni di distanza l'uno dall'altro. Il primo è nel 2021 l'arenarsi della nave di Evergreen Ever Given nel marzo, che ha bloccato il canale di Suez per 6 giorni, e le conseguenze sono state incredibili, si sono ripercosse per mesi e mesi, no? Quindi fragilità del canale di Suez. Nel novembre del 23 i ribelli Houthi hanno cominciato ad attaccare le navi che transitavano lo stretto di Bab el-Mandab, e con il conseguente progressivo dirottamento dei traffici dalla rotta di Suez al Capo di Buona Speranza. Nel 2025, qui veniamo al tema del convegno, in particolare la rotta artica, nel 2025 è stato dato grande rilievo mediatico al primo viaggio commerciale di una compagnia cinese attraverso la rotta artica, la motonave Sea Legend, che nel settembre del 2025 ha percorso la rotta, una nave da 5.000 TEU, quindi non una maxi nave ma una nave di una certa dimensione, ha percorso la rotta Ningbo-Felixstowe in 20 giorni, comparati a quelli che potevano essere i 40 giorni del canale di Suez e i 50 giorni del Capo di Buona Speranza. Questo diventa un tema dirompente, quindi non è Trieste o l'Adriatico il problema, ma è il Mediterraneo. Prima della crisi del Mar Rosso e degli attacchi Houthi,
Da Suez transitava il 30% del traffico container mondiale e il 15% del commercio marittimo mondiale. Questo nostro mare di mezzo rischia di essere tagliato fuori. Questa è la preoccupazione che spinge un gruppo di imprenditori del territorio nell'estate del 2024 ad associarsi. Abbiamo costituito questa associazione che mi è stato chiesto di presiedere e che è stata chiamata Trieste Summit perché aveva l'obiettivo di convocare un importante summit a Trieste, che è stato fatto nel dicembre del 25, ma poi vi dirò quello che succede fra poco ancora. Lo scopo di questa associazione è di sensibilizzare la politica italiana, romana e la politica regionale a promuovere un ruolo da protagonista dell'Italia nella realizzazione del corridoio IMEC attraverso Trieste e Monfalcone, dico perché è presente l'onorevole Cisint, quale gateway europeo di IMEC. Che cos'è IMEC? IMEC è un Memorandum of Understanding sottoscritto nel settembre del 2023 al G20 di Nuova Delhi da India, Emirati, Arabia Saudita, Francia, Italia, Germania, Unione Europea e Stati Uniti. E l'idea è di realizzare un corridoio intermodale che dall'India arrivi ai paesi del Golfo e dai paesi del Golfo, dalle coste del mare Arabico, via terra attraverso un land bridge raggiunga le coste meridionali del Mediterraneo e da qui nuovamente via mare l'Europa. L'idea, allora quali sono le motivazioni che ci spingono a promuovere il corridoio IMEC e il ruolo di Trieste nel corridoio IMEC? La prima motivazione che ci spinge è che India, Emirati e Arabia Saudita sono le regioni che in questo momento hanno il maggior tasso di crescita, quindi noi imprenditori nei commerci internazionali e nei trasporti è ovvio che andiamo a cercare paesi dove ci siano opportunità di crescita. Seconda motivazione, un land bridge dalle coste del mare Arabico alle coste del Mediterraneo non sostituisce assolutamente Suez, ma crea quella ridondanza che potrebbe rendere meno conveniente attaccare le navi nel Mar Rosso. Il Memorandum of Understanding dice che questa rotta dovrebbe, o questa strada intermodale dovrebbe supplement existing maritime roads, aggiungersi ad esistenti rotte marittime. E considerate le criticità vissute dalle catene logistiche negli ultimi anche 6 anni, dal Covid in avanti, i gestori delle catene logistiche sono sempre in cerca di strade che abbiano la possibilità di un piano B, quindi questo avere una rotta supplementare via terra è una possibilità di rendere meno fragile, meno vulnerabile la rotta del canale di Suez. Infine, la terza motivazione che ci spinge a promuovere questo progetto è il rischio di un progressivo affermarsi della rotta artica. La rotta artica, forse se andiamo all'altra slide, più indietro, più avanti, quella dove ce n'è un'altra ancora, quella dove si vede la rotta artica, eccoci. Allora, la rotta artica si vede ad occhio nudo, attrae il nord della Cina, attrae la Corea, attrae il Giappone, con una navigazione che è di 3 o 4.000 miglia inferiore di quella attraverso il canale di Suez. A noi, che stiamo nel Mediterraneo, conviene spingere in tutti i modi le relazioni commerciali con l'ovest dell'Asia, cioè i paesi che si affacciano sull'Oceano Indiano, sia sul Golfo del Bengala, che include anche il sud-est asiatico, sia sul mare Arabico, che include anche l'Africa orientale. Ci conviene spingere per relazioni in quest'area piuttosto che
nell'estremo oriente, che rischia di entrare ed uscire dall'Europa dai porti del nord, perché si capisce bene dalla rotta qui indicata che una volta arrivati ai porti del nord, per arrivare in centro Europa, ma anche per arrivare in Italia, percorrendo quella rotta non converrà più passare da Gibilterra e entrare in Mediterraneo. Allora, non voglio raccontarvi quello che ha fatto la nostra associazione in questi 2 anni, comunque è un'attività molto intensa. Vi dico quello che avverrà a breve, cioè il 17 marzo sarà a Trieste il vice primo ministro e ministro degli esteri Tajani per un evento organizzato dal Ministero degli Esteri, un evento internazionale su IMEC. Questo è un elemento per noi di grande soddisfazione, perché il nostro concorrente più diretto è la Francia, dove fino ad ora chi si è impegnato in prima persona è il presidente Macron, che ha portato Modi a Marsiglia, il presidente Macron che in ottobre è arrivato a Capodistria pure, ha visitato Capodistria. Quindi noi aspettavamo con ansia la visita di un esponente di alto livello del governo. Noi come associazione faremo il 16 pomeriggio alle 17 un side event a Savoia e manderemo a breve al presidente Zerbini il programma che potrà essere distribuito a tutti i soci del Propeller. No? Detto questo, io tornando alla rotta artica vorrei fare solo 2 piccole considerazioni che forse saranno smentite da chi ne sa molto più di noi, molto più di me. La prima è che mi risulta che comunque stiamo parlando della rotta che arriva nel Mar Baltico, la rotta che costeggia la Russia, no? Mi risulta che questa rotta sia considerato che sarà navigabile entro fine secolo 4 mesi all'anno, mentre oggi è navigabile 3 mesi all'anno. Non so se sia corretto, lo diranno gli esperti, ma fosse anche navigabile 6 mesi all'anno, mi pare difficile che possa diventare competitiva di fronte a un commercio mondiale che richiede una continuità di navi che circolano e che possono ogni settimana caricare. L'altra cosa che mi ha colpito e che ho letto negli ultimi giorni è che gli atti di pirateria contro le navi nel 2025 sono aumentati del 18% e il 58% degli atti di pirateria hanno luogo nello Stretto di Malacca. Lo Stretto di Malacca è passaggio obbligato per i transiti dall'estremo oriente verso Suez e viene quasi da pensare che a qualcuno convenga far attaccare le navi per promuovere la rotta artica. Un'ultima nota vorrei dire relativa a IMEC. IMEC è un corridoio che non ha un percorso definito. Se torniamo alla slide dell'IMEC, se posso chiedere, no, quell'altra, ecco. Comunque l'ideale rotta pensata nel momento in cui è stato scritto il Memorandum of Understanding è quella che dagli Emirati sfocia poi in Mediterraneo a Haifa. È evidente che ciò che è successo in Israele negli ultimi 2 anni ha creato una problematica sullo sviluppo concreto di questo progetto, anche se ci sono concrete iniziative anche su questa rotta. Però vedete che noi abbiamo su questa cartina disegnato anche una strada parallela che da Basra, che è porto del Bassora, che è porto dell'Iraq, arriva in Mediterraneo a Iskenderun, e questa è una ipotesi che è stata portata avanti dalla Turchia assieme a Iraq, Emirati Arabi e Qatar, ed è tra l'altro un progetto del quale si occupa la società di ingegneria presieduta in questo momento da Zeno D'Agostino. Quindi per noi operatori
le alternative sono sicuramente più di una, non è solo quella che dagli Emirati sfocia in Israele, ci sono anche altre strade che arrivano in Giordania e poi dalla Giordania attraversano la Siria. Ecco, l'importante è che secondo noi ci sia una pluralità di alternative che rendano meno vulnerabile e fragile il canale di Suez. Io non avrei altro da aggiungere e comunque sono a disposizione io o Alberto per se ci fossero delle domande. Grazie. Grazie dottor Parisi, il suo intervento molto interessante e molto chiaro. Per quanto riguarda la parte di possibilità di utilizzo della rotta artica ridotta come tempistiche e come stagionalità, salvo che il dato che vado a citare, che ho letto, sia corretto, riporta che navi commerciali che hanno transitato la rotta artica l'anno scorso sono state 15, quindi un numero assolutamente e decisamente ridotto. Per quanto poi riguarda il discorso IMEC, ovviamente è un'opportunità estremamente importante e assolutamente da seguire come sta facendo in questo momento, e però vorrei anche dare un segnale di fiducia per quanto riguarda quello che con un utilizzo maggiore della rotta artica, che ad oggi è stato detto di avere una possibilità di utilizzo da parte di soli 3 stati a livello mondiale, la Cina, la Russia e stranamente devo dire anche la Corea, che ha detto di essere pronta a utilizzarla, però anche laddove la via dell'Artico, la rotta artica avesse un utilizzo rilevante, cioè voglio dire la salvaguardia del Mediterraneo, sono tutte le nazioni e tutti gli abitanti che sul Mediterraneo insistono che continueranno a importare, continueranno a esportare, continueranno a produrre lavoro, e quindi le navi che dovranno fare import ed export, traffico commerciale con i paesi del Mediterraneo, nel Mediterraneo dovranno continuare a venire, perché non è possibile dal punto di vista infrastrutturale dei porti del nord Europa, che hanno già forti problemi oggi e quindi dovrebbero allargarsi, costruire ex novo, ma poi se il traffico del Mediterraneo dovesse arrivare in nord Europa, portarlo a destino a mezzo ferrovia o a mezzo camion dei porti del nord Europa, credo che siamo tutti certi che questo non potrà mai avvenire. Bene avere alternative, e l'IMEC non è un'alternativa, è una via nuova, è un collegamento nuovo che è diverso da un'alternativa, è ben più importante la via del cotone cosiddetta. Quindi però credo che possiamo essere non sereni, perché non lo si può essere mai, soprattutto dal punto di vista commerciale, però ci siano dei forti constraint che non danno una grande chance di utilizzo a traffico per il Mediterraneo dalla rotta artica, quindi questo sarà un proseguo sicuramente che favorirà il Mediterraneo perché produce e consuma e quindi dovrà essere servito direttamente. Bene, passiamo adesso all'intervento del dottor Leonardo Parigi, direttore dell'Osservatorio Artico, che ci parlerà della rotta artica nel contesto e nella rilevanza geopolitica ed economica dell'area e di quelli che possono essere gli sviluppi, le conseguenze politiche, economiche e anche militari derivanti dalla già iniziata attività politiche delle potenze mondiali nel tentativo di acquisirne almeno il controllo. Dottor Parigi, a lei, grazie. Buonasera a tutti. Non stavo cercando di fuggire, ma mi è stato detto di posizionarmi qua e quindi io prima di tutto davvero ringrazio il Propeller Club e il dottor Zerbini per questo cortese invito, la Camera di Commercio per questa splendida sala e tutti voi per essere qui presenti ad ascoltare comunque un tema che è assolutamente attuale ma anche molto complesso. Nelle ultime settimane, negli ultimi mesi abbiamo visto l'importanza di attualità per quanto non sembrerebbe, e invece è assolutamente ai primi punti dell'agenda.
Io cercherò di darvi una panoramica ampia. Io mi chiamo Leonardo Parigi, faccio giornalista tendenzialmente di mondo shipping e logistica, e poi però appunto porto avanti anche questo progetto che si chiama Osservatorio Artico, che è il primo giornale, nonché unico ovviamente, giornale italiano sull'Artico. Siamo una redazione ormai di 25-30 persone, sparse tra Italia e Europa, e molti dei nostri vivono anche sul territorio artico, quindi tra Norvegia, Groenlandia e via dicendo, cosa che ci aiuta tantissimo a sfatare anche dei miti, a andare oltre, diciamo, le classiche banalità, soprattutto magari sulle idee che abbiamo, perché noi guardiamo questo mondo così come spesso si guarda all'Africa, no? Con l'idea X sunt leones, completamente diverso da questo, anche e soprattutto sui buchi neri, perché ci immaginiamo che gli stati artici, gli stati nordici soprattutto, siano sempre meravigliosi, funzioni tutto, in grande parte ovviamente è anche così, ma ci sono delle sfide gigantesche che stanno affrontando e che noi non riusciamo a cogliere a tutto tondo. Ovviamente questa sera vedremo soltanto determinati temi. Io ho preparato qualche slide proprio di contesto, perché è fondamentale cercare di capire prima di tutto di cosa stiamo parlando. E vi invito poi in generale a prendere un mappamondo e proprio girarlo, perché noi, come appunto si vedeva giustamente prima nella slide del dottor Parisi, è importante vedere la mappa, è fondamentale, se no non ci rendiamo davvero conto. Noi abbiamo questa idea in testa che la Groenlandia sia lassù, sia colossale, e poi ci sia qualcos'altro, però poi finisce la cartina, no? In realtà sappiamo tutti che la Groenlandia non è così grande come viene proiettata sulla mappa di Mercatore, ma è comunque grande tanto quanto tutta l'Europa messa insieme, quindi è l'isola più grande del mondo di fatto. Il 98% però è totalmente congelato. Questi sono alcuni pochissimi numeri, ma per dare un'idea. Abbiamo un'area che è quella dell'Artico, che è appunto più di 14 milioni di chilometri quadrati, un'area sconfinata. Pensate che sappiamo molto di più di Marte e della Luna rispetto a quello che sappiamo dell'Artico. Poco più del 20% del fondale oceanico è stato mappato nel mar glaciale artico, e comunque siamo intorno al 27% di tutti gli oceani. Ci sono poco più di 4 milioni e mezzo di abitanti che vivono in tutta la regione, quindi ben pochi ovviamente, però sono stati in questo momento fondamentali. Una delle grandi differenze tra Polo Nord e Polo Sud, banalizzando il concetto, è che al nord abbiamo un mare che è ricoperto di ghiaccio da millenni, al sud invece è terra coperta di ghiaccio. La differenza fondamentale sta nel fatto che nel 1959 per il Polo Sud è stato firmato un trattato internazionale che fa sì che a Polo Sud si possa fare tutto tranne che attività militari o di interesse, diciamo, privatistico, quindi solo ed esclusivamente ricerca scientifica. Viceversa al Polo Nord, comunque nel mar glaciale artico, visto che non era di nessun interesse per nessuno, non esistono trattati internazionali. Quindi l'unica legge internazionale su questo è proprio il diritto la legge del mare del 1982, la UNCLOS. Quindi, andando avanti, noi abbiamo 8 stati nell'Artico, di cui 5 costieri. E questi 5 stati costieri sono ovviamente Russia, Stati Uniti, Canada, Norvegia e Danimarca. Danimarca che è ovviamente un nano politico, ma diventa un gigante proprio grazie al possesso della Groenlandia. Il regno di Danimarca infatti controlla sia la Danimarca sia le isole Faroe, che sono proprio tra la Scozia e l'Islanda, che chiaramente hanno un interesse relativo, ma poi comunque saranno anche intriganti e scopriremo perché. Ma ci sono 1001 modi di guardare all'Artico, prima di tutto ovviamente da un punto di vista ambientale, perché noi oggi, soprattutto in queste ultime settimane, in questi ultimi mesi, stiamo dando uno sguardo che è prevalentemente da un punto di vista geopolitico, da un punto di vista di difesa, militare, eccetera, ma stiamo prescindendo dal vero tema, che è quello ambientale, che è quello climatico. Il cambiamento climatico nel mar glaciale artico, diciamo sopra il 66esimo parallelo, ha un impatto che è dalle 3 alle 4 volte maggiore rispetto a quello che viviamo noi. Alle isole Svalbard, che sono questo piccolo arcipelago che vedete qua sopra, accanto alla Groenlandia sulla destra, non è infrequente d'estate raggiungere ormai più di 30 gradi, è come se qua ne avessimo 65. Quindi il cambiamento in questa zona è monumentale e soprattutto è rapidissimo.
Io cercherò, tra virgolette, anche poi di terrorizzarvi, ma più che altro restiamo poi sul tema della serata. Anche qui le mappe sono sempre importanti perché ci consegnano comunque uno scenario che difficilmente riusciamo a concepire. La Russia ha più di 24.000 chilometri di costa sull'Artico, l'Italia tutta insieme ne fa 8.000 rotti. Quindi stiamo considerando una regione che è letteralmente sconfinata. La mappa che appunto si vedeva prima anche del dottor Parisi è proprio fondamentalmente la differenza tra Northern Sea Route, cioè la rotta marittima di nord-est esistente già oggi, e la rotta classica sotto via Suez, tra l'altro appunto inficiata negli ultimi anni dalle questioni regionali del Medio Oriente. A nord però quello che sta cambiando è che la Russia ha investito l'equivalente di 20-25 miliardi di dollari negli ultimi 20 anni per lo sviluppo della rotta marittima di nord-est. Quindi per Mosca non è soltanto una questione economica, ma è una questione prima di tutto politica, ma anche culturale. Questo noi fatichiamo anche a vedere, l'importanza strategica del mare, di un mare finalmente aperto per le coste russe, è come se noi avessimo avuto sempre il Mediterraneo congelato. Chiaramente da un punto di vista anche mentale, di proposizione, noi avremmo sempre voluto solcare questo mare. Ora finalmente per la prima volta nella storia russa questa cosa si può fare. Quindi ovviamente poi ci sono delle tematiche di carattere economico e politico, ma non possiamo anche non concentrarci su questo. L'importanza di Mosca, l'importanza della Northern Sea Route e quindi della rotta marittima di nord-est, che è quella che passa appunto più vicina alle coste artiche russe, è fondamentale. Ci sono potenzialmente, appunto si diceva prima, 3 rotte. La prima è il famoso passaggio nord-ovest, quello che entrando da Bering, quindi lassù in cima, tra Stati Uniti e Russia per l'appunto, passerebbe a sinistra nella cartina e quindi all'interno di tutta quella frammentazione di isole al largo, diciamo all'interno delle acque territoriali canadesi, che però è estremamente complessa, prima di tutto perché i fondali sono molto bassi, poi il ghiaccio si forma così come si forma soprattutto nel Mar Baltico e difficilmente riesce a sciogliersi con la stessa frequenza con cui si scioglie in mare aperto, quindi è molto complicato. Diciamo che il passaggio nord-ovest tendenzialmente non si farà mai, se c'è un qualcosa di cui possiamo essere quasi sicuri è questo. Ci potranno essere dei passaggi più favorevoli di navi militari, di determinati cargo, però non diventerà quasi mai un'opportunità. Viceversa, la rotta marittima di nord-est è già esistente e, attenzione, anche qua, noi oggi lo guardiamo con gli occhi del presente, ma dobbiamo fare qualche passo indietro. Fino al 2022, fino all'aggressione russa all'Ucraina, anche l'Unione Europea guardava con favore allo sviluppo della rotta marittima artica, soprattutto tramite l'idea, ad esempio, di costruire delle infrastrutture come una potenziale rotta ferroviaria che sarebbe dovuta partire dai porti settentrionali della Norvegia per poi scendere giù attraverso magari la Finlandia e quindi un tunnel sottomarino e quindi l'Europa continentale. Progetto molto complesso che poi fu inficiato per una serie di ragioni. Ma quindi la rotta marittima di nord-est, che noi oggi guardiamo con sfavore chiaramente e anche con timore per tante questioni, prima di tutto anche per una questione ambientale. Se noi dovessimo avere mai un incidente rilevante, oil spilling banalmente nel mar glaciale artico, non è esattamente come averlo davanti alle nostre coste, perché andare a pulire quelle acque è praticamente impossibile. Le condizioni climatiche chiaramente sono complesse. Un'ultima parte ancora ambientale, poi giuro che andiamo sulla parte più di interesse chiaramente. Questi sono un po' i dati che noi come Osservatorio Artico abbiamo raccolto tramite ovviamente le mappe europee di Copernicus, tramite tutto un sistema di rilevazione satellitare anche completo. Tra l'altro, aggiungo, l'Italia è estremamente presente nella regione artica da molti anni, soprattutto da un punto di vista di cooperazione scientifica. L'Italia è uno degli unici paesi al mondo che ha una stazione fissa alle isole Svalbard, la stazione artica dirigibile Italia, a Ny-Ålesund, dove si alternano dei ricercatori scientifici tutto l'anno e che consegnano insieme a tutti gli altri delle rilevazioni. Queste rilevazioni ci dicono che effettivamente il cambiamento è mostruoso. Anche qua noi difficilmente riusciamo a renderci conto. Parlando di ghiacci, che cosa significa? Tutti gli anni i ghiacci si ricreano, non sono scomparsi del tutto.
l'inverno fa molto freddo da queste zone e quindi il ghiaccio si riforma, ma in base alle tendenze si fonde sempre più rapidamente e soprattutto inizia a fondersi ormai quel ghiaccio considerato perenne. Questo, oltre allo scioglimento del terreno congelato, cioè il permafrost, sono i veri due grandi squilibri ambientali che abbiamo nella regione. Andando con ordine, questa è una foto che ho scattato io l'estate scorsa, quindi giuro che non è intelligenza artificiale. Questi sono due pattugliatori danesi nel porto groenlandese di Nuuk, nella capitale appunto della Groenlandia. Quello che vedete è, diciamo, un inizio di terminal container e io ho preferito iniziare subito con una parte un po' più politica, proprio perché abbiamo visto negli ultimi mesi quanto stia diventando rilevante. Nessuno di noi ha una risposta certa, chiara e assoluta del perché Donald Trump sia così interessato alla Groenlandia, però ci sono tanti fattori. Il primo, e soprattutto perché proprio adesso, però dobbiamo fare dei passi indietro anche qua. Già alla fine del 1800 gli Stati Uniti provarono ad acquistare la Groenlandia proprio per avere un baluardo a nord, proposta rifiutata. Scoppia la seconda guerra mondiale, la Germania invade la Danimarca e quindi 10.000 Marines sbarcano sulla Groenlandia proprio per evitare che anche l'isola diventasse un avamposto del Terzo Reich che potesse attaccare la piattaforma nordamericana. Quando finisce la guerra, la Groenlandia non torna automaticamente alla Danimarca, anzi c'è un minimo di trattativa. Washington propone un acquisto per $100 milioni dell'isola, proposta rifiutata. Quindi capite che quando nel 2019 Donald Trump torna poi effettivamente a proporre l'acquisto dell'isola, noi lo abbiamo vista come una buttata, come qualcosa che fa ridere quasi, perché nel nostro mondo contemporaneo non si acquista terreno altrui. Eppure gli Stati Uniti sono effettivamente uno Stato che è ancora, una federazione che è ancora in formazione. Quest'estate faranno 250 anni. Noi quando parliamo di storia pensiamo immediatamente all'impero romano. Tornando alla Groenlandia, il discorso vero è che la Groenlandia è sempre stato un grande problema per la Danimarca. Prima di tutto perché per 2 secoli, dal Settecento in avanti circa, è stata una colonia nel peggiore dei termini. L'occupazione coloniale danese in Groenlandia è stata veramente violenta. Ancora negli scorsi mesi la premier danese Mette Frederiksen si è recata a Nuuk a chiedere scusa e a piangere con le donne groenlandesi perché fino agli anni 70 del Novecento migliaia di donne groenlandesi sono state private della possibilità di essere madri perché venivano sterilizzate con la forza. Quindi capite che è un tema assolutamente caldo. Ciò nonostante la Groenlandia è sempre stata e continua a essere finanziata ogni singolo anno da Copenaghen per un valore di circa 800 milioni di euro, perché altrimenti non starebbe in piedi a livello economico. Parliamo di 57.000 persone in tutta l'isola, quindi un piccolo quartiere in Italia. Sono 57.000 persone sparse soprattutto nella capitale Nuuk, che appunto è quasi di rimpetto al Canada, e in piccoli altri centri. Ma questa cosa noi dobbiamo concepirla al meglio perché paradossalmente tutto poi si riflette anche su di noi, da un punto di vista politico, come abbiamo visto nelle ultime settimane, e da un punto di vista anche proprio strategico. Questa ovviamente vorrebbe essere forse la Groenlandia del futuro secondo gli Stati Uniti, ma accidentalmente tutti questi discorsi di Donald Trump hanno invece spinto sempre di più la Groenlandia verso la Danimarca, verso l'Unione Europea. Unione Europea che negli ultimi 2 anni ha promosso diverse missioni commerciali proprio in Groenlandia. Le risorse strategiche che ha quest'isola sono straordinarie, è effettivamente il vero Congo del Nord, se vogliamo dire così, in una maniera un po' predatoria, ma allo stesso tempo, quando parliamo di terre rare, parliamo di Groenlandia, non possiamo pensare al fatto che sia così semplice, non lo è affatto. Prima di tutto perché mancano le persone. Quindi quando parliamo di sfruttare le risorse, le terre rare della Groenlandia, non stiamo considerando che servirebbero almeno 15-20.000 operai specializzati che si trasferiscono lì, che significa anche portarsi dietro le famiglie, costruire un'industria, costruire una filiera. Il porto non è adatto. E soprattutto il 95% della lavorazione delle terre rare, proprio perché è altamente inquinante, in questo momento in Groenlandia è proibito per legge e dovrebbe essere trasportato quindi in Cina, e allora ricominciamo lo stesso problema.
La cosa interessante dell'Artico è che paradossalmente non si può neanche parlare di geopolitica, che è una parola molto interessante che è stata mal vista per lunghissimi periodi, poi a un certo punto nel Covid ci siamo accorti che era interessante parlare di geopolitica, ma qui non possiamo neanche parlare di geopolitica perché non esiste una geografia definita, proprio perché cambiano i ghiacci, proprio perché cambiano anche i territori. Questi sono però i numeri, io li ho inseriti proprio oggi per darvi gli ultimissimi numeri sulla parte di difesa. Purtroppo, aggiungo, perché noi guardiamo alla regione artica in generale ancora sperando che a un certo punto ci sia un punto di caduta tra le parti e ci si riesca a tornare a parlare. Ad altre latitudini non la vedono esattamente così, ahimè, e quindi questi sono proprio gli ultimissimi dati. Tra pochi giorni inizierà Cold Response 2026, che è un'esercitazione annuale che fa la NATO, quest'anno con 25.000 effettivi e 20 nazioni, tra cui l'Italia. Sono in questo momento in cantiere 5 nuove fregate per la Marina Militare norvegese, ma così anche ci sono nuove corvette della Finlandia che stanno per essere consegnate. E soprattutto la vera ultima notizia è il fatto che la Norvegia investirà 1,6 miliardi di euro, l'equivalente per un nuovo battaglione missilistico a Bardufoss, che è nell'estrema nord della Norvegia, su semoventi, quindi in grado anche di muoversi, con missili balistici che possono sparare fino a 500 km. Che cosa c'entra questo sulla Northern Sea Route? Invece è molto importante, proprio perché tutta l'area è stata grandemente militarizzata, chiaramente da un punto di vista russo soprattutto, ma fino a 4 anni fa si parlava di eccezionalismo artico, perché le parti che si sedevano all'Arctic Council, quindi al foro internazionale che racchiude un po' tutti gli stati artici, andavano d'amore d'accordo, nonostante magari ci fossero tensioni in altre regioni. Con la Russia c'era una grandissima condivisione di dati scientifici, c'era un grandissimo favore soprattutto tra Norvegia e Russia, tra Finlandia e Russia, non c'era nessun problema. Quindi sembrava proprio un grande laboratorio politico che si potesse effettivamente fare. Parliamo di 4 anni fa. Scoppia la guerra in Ucraina, Finlandia e Svezia entrano decisamente nella NATO, cosa che avevano rifiutato di fare per 80 anni, quindi un cambio di paradigma completo, e stiamo parlando di 2 paesi che sono prontissimi, molto più pronti di noi paradossalmente. La Finlandia ha circa 380.000 riservisti, considerando il fatto che c'è una leva militare obbligatoria, hanno lo stesso numero di F-35 che abbiamo noi, tanto per dire così. E qui iniziamo ad entrare poi sulla parte un po' più specifica, perché una delle domande, tra virgolette, appunto è: perché Donald Trump vuole la Groenlandia? Quella dorsale, poi ovviamente mi correggerà se sbaglio il prossimo relatore, che è sicuramente più esperto di me, io non sono tutto tranne che uno scienziato. Quella dorsale, diciamo quella catena montuosa che vedete al centro della mappa è la cosiddetta dorsale di Lomonosov, che come vedete si estende dalla Russia, dal fondale oceanico russo, proprio verso la Groenlandia. Attraverso una commissione preposta delle Nazioni Unite, che è quella che si occupa appunto delle rivendicazioni territoriali, anche sottomarine ovviamente, la Russia ha portato i suoi documenti e ha detto: secondo noi fino all'ultimo punto della dorsale di Lomonosov è terra russa, e gli è stato dato ragione. Quindi chiaramente ci sono sia Canada sia Danimarca che chiedono la stessa identica cosa, dicono no, ma quello è uno spazio nostro. Chiaramente, come poi in tutti gli altri punti del pianeta, si troverà probabilmente una mediazione, ma capite anche che la parte di mappatura dei fondali sottomarini e della conoscenza scientifica può essere utilizzata in diverse modalità, e quindi nel caso in cui effettivamente tutta quella parte lì, e quindi anche il Polo Nord così come lo intendiamo da sopra, diciamo suori dal mare, venisse detto quello è uno spazio dove la Russia può muoversi, quantomeno anche sul fondale, quindi sull'utilizzo delle risorse sottomarine, capite che avercelo proprio di rimpetto alla Groenlandia inizia a diventare un tema interessante di cui tener conto. Arriviamo quindi alla questione marittima.
Purtroppo, o per fortuna dico io, quando si parla di Artico non possiamo prendere una sola carta dal mazzo, ci tocca prendere tutto il mazzo, quindi mi scuserete se ho fatto, diciamo, questa introduzione così lunga, però è importante vedere tutto insieme ed è importante leggere anche tutto insieme rispetto al Mediterraneo, al corridoio IMEC e via dicendo, perché sono tutti punti dello stesso identico discorso. Quando parliamo di rotta artica intendiamo appunto la rotta marittima di nord-est, cioè oggi l'esistente, quello che tocca effettivamente i porti artici russi, partendo dai porti cinesi, e potrebbe arrivare serenamente in Europa. Potrebbe arrivare nel senso che l'unico motivo per cui oggi non arriva è perché ci sono ovviamente delle cesure tra il mondo russo e il mondo occidentale, ci sono ovviamente molte sanzioni e molte frizioni, ma altrimenti la stagionalità già si è ampliata enormemente. Quindi purtroppo entro la fine del secolo si parla serenamente di rotta transpolare, per cui soprattutto in tutta la stagione estiva, ma addirittura da aprile fino alla fine di ottobre, novembre inoltrato, si potrebbe serenamente andare dritti da Bering fino alla Groenlandia, fino alla Scozia. La Scozia addirittura, o le isole Faroe, ma la Scozia aveva una sua strategia per l'Artico, che sembra ridicolo, me ne rendo conto, ma fino al 2018 la strategia scozzese era: facciamo un altro referendum, ma ci separiamo definitivamente dalla Gran Bretagna, contestualmente facciamo il processo di avvicinamento all'Unione Europea, così che diventiamo il primo paese europeo di approdo per la Northern Sea Route. Pensate quanto tempo e da quanto è l'interesse delle nazioni nordiche. L'Islanda stessa non ha mai voluto essere definita un paese artico, proprio perché in Artico non si faceva niente, cioè si faceva freddo e quindi si autodefinivano atlantici. Negli ultimi 15 anni, casualmente, no, siamo uno stato artico e come. Quindi nel 2024 sono stati, appunto, come si diceva prima, ci sono stati 97 viaggi, diciamo, per 3 milioni di tonnellate, ma la strategia russa prevedeva fino al 2022 che nel 2024 si raggiungessero gli 80 milioni di tonnellate di merce. Sapete meglio di me in questa sala che 80 milioni di tonnellate di merce sono ben poco, soprattutto se consideriamo Suez, un business as usual, quindi parliamo di oltre 1 miliardo e mezzo di tonnellate. Ma, e anche qui torniamo di nuovo alla questione ucraina, quell'aggressione di Mosca ci ha dimostrato soprattutto una cosa, che non è l'economia a governare, così come siamo convinti purtroppo noi diciamo in Europa, ma nella stragrande maggioranza dei casi è ancora la politica che governa l'economia. E quindi nonostante sia antieconomico, nonostante siano stati spesi più di 25 miliardi di dollari negli ultimi 20 anni, i russi ad oggi dicono: bene, quella era la fine della prima fase, poi ci sono altre 3 fasi che portano al 2045-2050. La Cina è estremamente interessata ovviamente alla Northern Sea Route, anche perché noi dobbiamo considerare tutti gli scenari. Se effettivamente andrà come andrà, e ci sono troppe variabili sinceramente per dirvi succederà una cosa, ne succederà un'altra, è impossibile da dire, però possiamo ipotizzare degli scenari. Nel momento in cui effettivamente la rotta marittima di nord-est dovesse prendere piede, io ho ipotizzato appunto uno scenario a 14 anni da oggi, e magari tra 14 anni spero potremo confutare o vedere effettivamente che cosa sarà successo, questo sarebbe un po' la proporzione. L'Italia, quantomeno i porti mediterranei della parte settentrionale del Mediterraneo, andrebbero a perdere tra il 5 e il 10% totale dei volumi, che è tanto, ma allo stesso tempo non è un tracollo verticale, soprattutto se hai la possibilità anche di intervenire, soprattutto se ci sono anche in piedi delle ipotesi, ad esempio come IMEC, e soprattutto se si considera questa rotta, la rotta marittima di nord-est, non come per forza un'alternativa, ma come un qualcosa che si svilupperà in autonomia, perché è già così, perché è regionale, perché la stragrande maggioranza dei flussi sono energetici e perché già oggi la Russia preleva il 14% del suo PIL, oggi, proprio dall'estrazione di idrocarburi nell'Artico, che anziché muoversi verso ovest si muovono banalmente verso est e quindi vanno ad alimentare la Cina e vanno ad alimentare l'India.
La Corea del Sud, tra l'altro, è un altro degli attori asiatici molto interessato a questa struttura, proprio anche per non lasciare completamente la mano libera ai cinesi, quindi c'è una competizione anche in Asia. Corea del Sud è molto attiva da un punto di vista chiaramente di cantieristica navale, ma anche da un punto di vista proprio di flussi di traffico, così come il Giappone, così come Singapore. Quindi vedete, in questo, se noi la guardiamo diciamo da un punto di vista più macro, l'Artico è letteralmente la cartina tornasole di quello che ci dimostra essere un po' l'apertura, la voglia e anche tra virgolette l'aspetto un po' più negativo, se volete, più predatorio. Non stiamo guardando a questa regione con un'idea di controllo o di salvaguardia, ahimè, aggiungo, ma la stiamo guardando spesso e volentieri soltanto con un'idea di sfruttamento. E questa cosa rischia di essere fuori dal nostro controllo, letteralmente anche per questioni proprio climatiche. Nell'estate scorsa appunto la nave Istanbul Bridge, poi ribattezzata, ha segnato un momento chiave proprio perché passando appunto, come si diceva prima, dal porto di Kimbo fino a Felixstowe in Gran Bretagna. Non è stata in realtà la prima nave che porta container a fare questo viaggio, ma ha dimostrato ancora una volta che si può fare. E quindi quella compagnia di navigazione cinese, New Shipping, che è talmente new che nessuno ne aveva mai sentito parlare prima, quest'estate 2026 ha detto: avete visto? Si può fare, quindi nel 2026 faremo 10 transiti, non 1. Quindi la crescita è incrementale e si farà perché è spinta proprio da una volontà politica gigantesca e quindi ahimè a prescindere dall'economia. Questa è la suddetta, ma andiamo avanti. Questi sono gli ultimi investimenti, le ultime infrastrutture rinnovate lungo tutta diciamo la dorsale della Northern Sea Route. Ci sono nuovi terminal merci, nuovi aeroporti, nuove autostrade. È stato rinnovato tutto e quindi l'investimento è talmente grande che non si può tornare indietro, letteralmente da un punto di vista anche economico e politico. La Cina ha investito tanto, come abbiamo detto, ma sono tutti gli attori a essere interessati. Anche in questo caso non possiamo dare una lettura sicura di quello che succederà, ma chiaramente più la Cina vede la possibilità che gli Stati Uniti la vadano a fronteggiare anche in maniera militare nel corso dei prossimi anni o decenni nel Pacifico, più è necessario che oltre appunto alla rotta da sud, che passa attraverso appunto lo stretto di Malacca e tutti gli altri choke points, dica allora prova a passare anche da nord, inevitabile. La Cina tra l'altro ha investito moltissimo da un punto di vista anche di ricerca scientifica, questa è una delle ultime, qui un po' arrugginita, ma vi assicuro che è abbastanza nuova, una delle ultime navi rompighiaccio. Pensate che in questo momento la Russia dispone di circa 50 navi rompighiaccio, di cui 11 a propulsione nucleare, gli Stati Uniti ne hanno 2, di cui una rotta. Quindi è un bel problema e vedremo poi anche dopo però le evoluzioni, ma giuro che vado verso la conclusione. La Cina però ha investito tanto sulla parte rompighiaccio, addirittura nell'ottobre scorso ha portato sul fondale marino artico la prima spedizione umana all'interno di battelli sommergibili. Ovviamente c'è un intento dichiarato, diciamo, di ricerca scientifica, di dati, di condivisione, di conoscenza del fondale, ma la conoscenza del fondale ci serve inevitabilmente anche per la navigazione, ma anche per la posa dei cavi sottomarini. Sempre quest'anno, quindi non parliamo da qui a 100 anni, sono tutte cose che stanno già avvenendo in questi anni. Alla fine più o meno dell'estate del 2026 finirà la posa del Far Fiber North, che è un gigantesco cavo sottomarino che passa dal Canada, tocca la Gran Bretagna e dovrebbe arrivare fino al Giappone, quindi dando ridondanza a tutti i cavi sottomarini che arrivano nel Mediterraneo. Questi diciamo che possiamo andare avanti, il porto quello lo conoscete. Nel 2025 le prime 20 navi per stazza sono state quasi esclusivamente appunto carichi di trasporto di idrocarburi, greggio, prevalentemente LNG e altri derivati. Quindi quando noi guardiamo questa rotta siamo sempre diciamo, concentrati sui contenitori o sulle rinfuse eccetera, ma dobbiamo considerare più che altro la parte energetica. E allora forse converrebbe a un paese come l'Italia, prima di tutto conoscere bene i numeri, ma guardare ancora di più con favore, come si diceva giustamente prima, a
quello che è intorno a noi, soprattutto la parte africana, visto che la parte nord comunque si svilupperà, che a noi piaccia oppure no, ma non ci possiamo mettere becco. Questa è un'altra foto sempre del porto di Nuuk che è completamente in costruzione. Io vi dico con totale onestà, quando sono andato in Groenlandia per la prima volta l'estate scorsa, noi ovviamente giriamo tanto sulla regione, quella mancava. E quando siamo andati con un collega ci siamo accorti che era estremamente diverso da che cosa ci aspettassimo, onestamente, completamente diverso. Prima di tutto perché è tutto nuovo. Io non so se qualcuno di voi sia mai stato in Groenlandia, ma lo confermerà, sono gru a perdita d'occhio. È un gigantesco cantiere, anche perché nel dicembre del 2024 è stato rinnovato il terminal aeroportuale, quindi l'aeroporto è nuovo ed è internazionale, e da maggio del 2026 anche qui ospiterà 6 voli settimanali diretti da New York. Quindi immaginatevi l'impatto del turismo, a prescindere dalle crociere, sarà sbalorditivo. Nei prossimi 2 anni apriranno altri 2 aeroporti internazionali sempre nel sud, il terminal contenitori è nuovo, la prigione è nuova, sono nuove le strutture, sono nuove addirittura le foresterie dell'università, qualunque cosa è nuova. Tra l'altro, io lo dico a tutti, sembra una boutade, ma è un consiglio di business, manca una pizzeria italiana a Nuuk, quindi chi vuole fare un'attività io credo che andrebbe sicuramente bene. Vi ho lasciato 2 QR code, giusto, se volete approfondire. Uno è relativo al nostro documento sulla Northern Sea Route, l'altro invece è, diciamo, sulla parte più generale del mondo shipping che affrontiamo sul nostro sito, su osservatorioartico.it, e vi lascio e vi ringrazio. Parigi, grazie, veramente molto interessante e di dettaglio. E questo acuisce ancora di più l'interesse sull'argomento, perché ovviamente vediamo quanto soprattutto dal punto di vista politico sia proprio pressante l'attenzione degli stati che ha indicato e sui quali purtroppo è difficile trovare un punto di incontro, e soprattutto che sia un punto che tiene in evidenza la tutela soprattutto ambientale di quelle aree, che viceversa con tutto quello che sta avvenendo dal punto di vista di investimenti rischiano di essere veramente messe a repentaglio. Bene, passiamo quindi adesso all'altro relatore, il dottor Michele Rebesco, geologo marino e dirigente di ricerca dell'Istituto Nazionale di Oceanografia e Geofisica Sperimentale, che ci va a informare su quella che è la situazione attuale del mare Artico e quelle che possono essere conseguenze, oltre a quelle già in corso per motivi ambientali e meteorologici, causate da un rilevante traffico navale nell'area, lo scioglimento dei ghiacci e le sue ricadute a livello globale, perché se questo avverrà non sarà un guaio solo per poche zone, ma proprio a livello mondiale, come ci va a spiegare. Grazie. Ringrazio sia il Presidente per l'invito, sia per la sala in cui siamo, sia i relatori precedenti che hanno già detto molto e introdotto ottimamente. Io parlerò ancora del commercio, ma più che altro della navigazione, ma soprattutto per quanto riguarda gli effetti ambientali. Io sono geologo dell'OGS, volevo introdurre un attimo 2 parole sull'OGS, che è uno degli istituti che nascono, abbiamo fatto 3 anni fa il 270° anniversario, perché è uno di quegli istituti di Trieste nati dalla scuola di astronomia e navigazione voluta da Maria Teresa. Adesso siamo divisi in 4 dipartimenti, 4 sezioni, una di oceanografia, la più grande, 180 persone. Io appartengo a quella di geofisica, perché sono geologo, geofisico, e quindi studiamo la geologia, la geofisica anche in Artico. C'è poi il centro di sismologia, nato per legge dopo il terremoto del 76, e quindi il più piccolo è invece il centro per la gestione delle infrastrutture marittime, che è piccolo, 14-15 persone, ma forse il più rilevante per il tema di oggi, perché appunto gestisce le infrastrutture marittime e soprattutto la nostra più grande infrastruttura, che è la Laura Bassi, che lavora per il Programma Nazionale di Ricerca in Antartide, di cui vedete il simbolo, fa parte di Polarin, che è una rete, un network
di infrastrutture polari, sia marine che terrestri a livello europeo, sia artiche che antartiche. E io stesso ero a bordo della Laura Bassi fino a poco fa, perché ero nella crociera della spedizione antartica e sono arrivato in Italia di nuovo all'inizio di questo mese. Quindi è partita da Trieste il 4 ottobre e dopo un lungo viaggio anche quest'anno ha raggiunto la stazione Mario Zucchelli sulla costa del mare di Ross. La rompighiaccio Laura Bassi, gestita dall'OCS di Trieste, dal 2019 è protagonista delle spedizioni del Programma Nazionale di Ricerca in Antartide, finanziato dal Ministero dell'Università e della Ricerca e coordinato per le attività sulla terraferma dal CNR e dall'ENEA. Siamo scesi mai così presto come quest'anno e troppo presto abbiamo avuto a che fare con un ghiaccio che è stato una sfida che però abbiamo vinto grazie all'insistenza e alla pazienza. Io dico sempre che navigare nel ghiaccio significa anche avere tanta pazienza e tanta perseveranza. La nostra missione è duplice, abbiamo una parte logistica e una parte scientifica. La Laura Bassi è infatti utilizzata sia per trasportare materiali sia come nave da ricerca oceanografica. Per l'intera stagione estiva antartica fino a febbraio ospita a bordo degli scienziati. E quindi sì, anche io ero a bordo per la parte scientifica più che per quella logistica, e vorrei però rassicurarvi, sì, non ho confuso i poli, io ero in Antartide, appunto al sud, quello dove ci sono i pinguini, e quello che parliamo oggi invece è il nord, quello dove ci sono gli orsi polari. È già stato detto che la grossa differenza è che il sud è un continente e il nord è invece è un mare, un oceano. Al sud c'è tanto ghiaccio ancora, al nord è rimasto la Groenlandia, soprattutto c'è un pochettino di ghiaccio in Islanda e nel Canada del Nord. Ma un'altra enorme differenza è quella che l'Antartide è circondata da un mare, l'Oceano Meridionale, che non ha barriere in senso longitudinale, e quindi ci sono delle correnti, la corrente circumantartica, che avvolge l'Antartide, un po' come il nostro isolante che abbiamo nel congelatore, serve a mantenere lì il freddo, e così anche in Antartide. E questo non c'è al nord, ed è per questo che molto spesso viene detto: quello che succede in Artico non rimane in Artico, perché appunto mentre l'Antartide è lì bella isolata, in Artico no. E quindi tante cose che magari dirò adesso hanno poi una rilevanza per tutta la Terra e quindi anche per Trieste. Sono geologo, scusatemi, faccio un salto all'indietro, permettetemi di fare un balzo all'indietro. Vi ricordate le glaciazioni? Un po' tutti credo che le abbiamo studiate a scuola, Minz, Windel, Ries, Wurm, erano quelle dei mammut, quelle che nella nostra regione, a nord del tagliamento, a nord di Udine, sul tagliamento hanno lasciato tutta questa serie di cordoni morenici. E l'ultima glaciazione occupava tutta la Scandinavia, il nord Europa, la Groenlandia, l'Islanda, le Alpi, i Pirenei, e vedete che riconosciamo il territorio, però l'Italia era diversa, era più cicciottina, diciamo. Perché? Perché chiaramente, essendoci tanto dell'acqua del nostro pianeta conservata in forma solida nel ghiaccio, ce n'era meno negli oceani, e quindi le coste erano molto più emerse. E poi circa 15.000 anni fa ha cominciato a sciogliersi questo ghiaccio, e quindi si è ridotto, come vedete, e pian piano le coste hanno cominciato a diventare quello che siamo abituati a riconoscere adesso, con un'Italia molto più snella, ed sono rimaste queste chiazze di ghiaccio che dicevamo. Ok, le glaciazioni. Adesso vi mostro un diagramma molto complesso, perdonatemi, ma restate con me, perché come sapete
è la concentrazione di anidride carbonica in atmosfera a controllare principalmente il riscaldamento del nostro pianeta, e già da qualche anno abbiamo sforato i 400 parti per milione. Vabbè, direte voi, 400 è un numero. Ok, questo diagramma molto complesso vede appunto in verticale le concentrazioni di anidride carbonica in atmosfera in parti per milione, e in orizzontale c'è il tempo, però non è distribuito in maniera uguale. Qua c'è il futuro, appunto noi siamo qui adesso, 2026, e poi ci sono le osservazioni storiche, quindi tutta questa parte qua sono circa 600 anni, mentre questa qui già sono 2000 e questa va indietro fino a 1 milione, e invece quest'altra arriva addirittura l'ordine dei milioni e decine di milioni, si arriva fino a 40 milioni di anni fa. E le informazioni che abbiamo sono principalmente nel gas contenuto nelle carote di ghiaccio, che quindi ha immagazzinato proprio delle particelle di atmosfera, quindi sappiamo esattamente com'era l'atmosfera e quanta CO2 c'era in atmosfera fino a quasi 1 milione di anni fa. Poi non esiste ghiaccio più vecchio, quindi bisogna andare su altre informazioni, e sono i microfossili nelle carote di sedimento. E qua comincia a essere un po' più indiretto il segnale, vedete che c'è molto, come dire, disturbo, però è chiaro che il trend è questo, da valori molto alti è sceso, poi è risalito un po', è arrivato qua. Ok, dicevamo le glaciazioni. Ecco, quelle glaciazioni, Gunz, Mindel, Ries e Wurm, sono queste, 1, 2, 3 e 4. Questa è l'ultima, Last Glacial Maximum, e da allora è risalita la CO2, è quella che ha fatto risalire la temperatura, ed è stata stabile per quasi 15.000 anni. Vedete questo da qua in avanti. E a cominciare, diciamo, dall'inizio dell'era industriale, improvvisamente ha cominciato a impennarsi. Adesso siamo qua, sui 400 parti per milione, ma tutte queste grandi glaciazioni, quindi tutte queste variazioni che abbiamo visto, i mammut, le morene, e poi si è passato al caldo, era tutto nel mondo dei 300 parti per milione, stava tutto lì sotto, quindi grossi sconvolgimenti, ma eravamo tutto lì. Adesso siamo nei 400 parti per milione. Vogliamo trovare un analogo in passato? Dobbiamo scorrere indietro nel tempo fino a 3 milioni almeno, forse anche fino a 15 milioni di fa. E questo vi dice l'eccezionalità del momento che stiamo vivendo, qualcosa che non ha paragoni per milioni, milioni, milioni. Cosa ci aspetta per il futuro? Allora, qua c'è una serie di proiezioni delle varie curve, perché a seconda di cosa succederà, adesso stiamo vivendo con l'incertezza che un momento ci sono i dazi al 10, poi al 15, poi niente, poi al 100, non sappiamo cosa succederà domani. Allora, una possibilità è questa, chiamatela business as usual o chiamatela drill baby drill, come dice quel signore che adesso governa in America, cioè estraete, perforate ed estraete il più possibile, come se non ci fosse un domani, le fonti fossili. Ecco, allora nel giro di decenni, perché vedete la scala è questa, non si parla di millenni, nel giro di decenni si può arrivare a 1000, secondo certe proiezioni. Cioè, e cosa succederà? Sono scenari, diciamo, impensabili, forse perché è meglio non pensarli. Una visione un po' più intermedia è questa, dove comunque si arriva a valori molto alti e dopo non si abbassano più, o si abbassano lentamente in centinaia di anni. Questo qua sotto sarebbe quello dell'accordo di Parigi, cioè se riuscissimo a mantenere il clima entro 2 gradi di innalzamento medio rispetto all'era preindustriale, saremmo in questa situazione qua, in cui comunque sale molto e dopo scende, ma resta sempre intorno ai 400. Quello più sperabile sarebbe stato quello in cui si mantiene entro 1,5 gradi il riscaldamento medio globale, in cui si sale
la concentrazione di anidride carbonica, ma poi scende sotto i 400. Ok, insomma lo scenario non è del tutto roseo, perché appunto adesso abbiamo persone che dicono estraiamo il più possibile e sarà quel che sarà. Chiaramente si scioglie il ghiaccio, c'è il riscaldamento, aumenta il livello del mare. Allora abbiamo parlato di questo, del ghiaccio, quindi ci sono vari fattori che però fanno aumentare il livello del mare, sono tutti questi. Quindi in Antartide, in Groenlandia c'è un sacco di ghiaccio, sarà questo il primo fattore? No, il primo fattore è l'espansione termica, perché anche l'acqua, come tutte le cose che si scaldano, aumenta di volume. E quindi è stata l'espansione termica a guidare principalmente l'innalzamento del livello del mare. Allora direte voi, quello dei ghiacci sarà il secondo. No, non i ghiacci polari, non i grandi ghiacci. Il secondo fattore sono stati i ghiacci, quelli che abbiamo visto tristemente scomparire dalle nostre montagne. Allora i ghiacci polari sarà il terzo fattore? No, neanche. Il terzo fattore è diciamo, l'accumulo nelle zone a terra, perché di tutta l'acqua che piove non è che immediatamente finisce in mare, un poco, una certa parte resta a terra, ci vuole parecchio tempo perché tutta l'acqua che piove sulla terra finisca in mare, ma con deforestazione e cementificazione quest'acqua arriva sempre più velocemente al mare e quindi è diventato un fattore principale, il terzo, nell'espansione del livello del mare. E quindi arriviamo al quarto fattore, forse sono le calotte polari? Sì, ma solo quelle della Groenlandia, non ancora quella, o per fortuna forse, non quella polare. Vediamo un attimo i tassi, sì, sono piccoli, 1 millimetro all'anno, cosa volete che sia? Questo nei 20 anni dal 71 al 93. E vedete appunto principalmente l'espansione termica. Poi in quest'altro periodo che è un poco più corto, diciamo una quindicina d'anni, è cominciato a diventare importante appunto anche lo scioglimento della Groenlandia e intanto abbiamo raddoppiato il tasso. Adesso in quest'ultimo periodo, che è ancora più corto, è diventato 3,6, che vuol dire più del triplo di quel periodo là, e qua comincia il ghiaccio antartico, che non sappiamo bene come reagirà, non è che se ne sa tanto. Il rischio è quello che questo sia il cosiddetto tipping point. Cos'è un tipping point? Un tipping point, chiamiamolo punto di svolta, punto di non ritorno. Immaginate un piano inclinato, voi su un piano inclinato avete un qualcosa che sta lì, inclinate un po' di più, sta ancora lì, inclinate ancora un po', sta lì, inclinate un pelo di più e questo scivola via, non lo fermate più, voi cercate di orizzontalizzare, ma questo ormai viaggia fino a che va a sbattere e noi c'è il rischio che andiamo a sbattere, sì. Perché per esempio l'anno scorso c'è stato un aumento imprevisto del tasso di innalzamento del livello del mare di quasi 6 mm all'anno. Ok, sono millimetri, però è più di 6 volte quello che c'era 30 anni fa. In 30 anni il livello del mare è salito di 11 cm, va bene, 11 cm, però entro il 2100, che vuol dire 74 anni, cioè è una vita umana, non è un orizzonte temporale impensabile. Io mi ricordo che quando ho cominciato a fare queste presentazioni si diceva 30, forse 50 centimetri da qui al 2100 e poi c'è stato un susseguirsi di peggioramento delle previsioni, quindi adesso si parla da mezzo metro a 1 metro entro il 2100, però con emissioni molto alte, con lo scenario drill, baby drill, si può andare tranquillamente a 2 metri. Ora 2 metri per le infrastrutture portuali, mi saprete dire voi cosa comporta, ma 2 metri vuol dire per qualsiasi cosa, cioè le nostre reti fognarie
sono fatte per arrivare a una certa quota. Con 2 metri più in alto io penso che saremmo sommersi, non dico da cosa. Vediamo adesso, quindi concentriamoci sui fattori ambientali prodotti dall'aumento della navigazione in Artico, che è favorito appunto dallo scioglimento dei ghiacci marini, però ha degli effetti ambientali che vanno a impattare su uno degli ecosistemi più fragili del pianeta. Anche noi, con la nostra nave, la Rompighiaccio, siamo andati in Artico nel 2021. È stata un'esplorazione scientifica spettacolare. Abbiamo iniziato lungo le coste groenlandesi con delle attività di campionamento di pesci per capire come evolve la situazione marina di quell'area artica, e dopo siamo spostati verso le Svalbard per studiare invece i sedimenti dei fondali marini. Ecco, questa spedizione è stata quella che ha preparato il terreno poi a quest'altra spedizione che c'è stata invece nel 2024 di un grosso progetto internazionale, IODP, che è il più grosso progetto di scienza della Terra, in cui si è andati a perforare e quindi raccogliere dei dati nella zona a ovest delle Svalbard. La coordinatrice è la mia collega Renata Lucchi, e si è studiato l'andamento negli ultimi milioni d'anni della corrente di Spitsbergen, che è questo ramo che proviene dalla corrente del Golfo ed è quella che controlla il clima nell'Europa atlantica. Un altro impatto molto importante è quello del black carbon, che tradotto letteralmente sarebbe carbone nero. In effetti la fuliggine emessa dovuta al combustibile che viene usato dalle navi. E questo materiale si va a depositare sul ghiaccio, quindi rendendolo più scuro e quindi diminuendo l'albedo, cioè diminuendo la capacità riflettiva del terreno o dell'acqua. E questo innesca un feedback o una retroazione che accelera il riscaldamento. Cioè, visto in un diagramma, il Sole, il suo irraggiamento, se cade sul bianco, che sia la neve a terra o il ghiaccio a mare, l'85-90% viene riflesso e solo il 10-15% viene assorbito dal terreno andandolo a riscaldare. Ma se il terreno è diventato verde perché non c'è più, o marrone perché non c'è più la neve, e l'acqua è blu perché non c'è più il ghiaccio, solo il 20% da terra e il 10% viene riflesso e fino al 70% viene assorbito, quindi scaldando ulteriormente, sciogliendo ulteriormente e così via, in un ciclo un poco non vizioso. Anche l'OGS studia il black carbon come appunto elemento anche di inquinamento. Poi c'è il rischio di sversamenti di carburante e questo è già stato detto, sono rotte difficili, inesplorate, in cui effettivamente il rischio è reale e, come appunto è già stato detto, poi diventa drammaticamente difficile in quelle zone poter andare a ripulire e persiste anche molto più a lungo, quindi danneggiando gravemente gli ecosistemi marini se succede. L'OGS studia in Mediterraneo appunto come possono essere il rischio dovuto alla modellazione delle correnti. E un altro tipo di inquinamento invece è quello acustico, perché il rumore generato dalle navi altera i comportamenti dei cetacei sia nell'alimentazione che nella riproduzione e nella migrazione, perché vedete in questo diagramma le frequenze espresse qua in kHz sono le stesse, sia quelle delle navi un po' più basse e delle piccole barche un po' più alte, di quelle utilizzate dai cetacei. Il traffico, che appunto va aumentando anche in Artico,
genera rumore dell'elica, dei macchinari, le frequenze abbiamo detto che sono le stesse di quelle che i cetacei usano per identificare le prede e i predatori, per orientarsi, per comunicare. Queste immagini vengono da una tesi di dottorato di una nostra collega. E poi le emissioni a gas serra stesso, perché il traffico marino contribuisce. Allora, è vero che l'Agenzia Europea per la Sicurezza Marittima dice che stima che la navigazione marittima contribuisca in maniera simile a quella aerea, molto meno del trasporto a terra, però è anche vero che l'anidride carbonica emessa è in aumento. Nel 2025 sono stati stimati quasi 2 milioni di tonnellate e questo impatto è in forte crescita e potrebbe diventare fino a quasi il 3% delle emissioni globali marittime entro il 2100. Quindi la navigazione artica è un fattore critico, localizzato, ma che accelera il riscaldamento globale come una bomba a orologeria. Poi ci sono le specie invasive, perché l'acqua di zavorra può introdurre delle specie aliene, delle specie non native. Avete presente forse il progetto Noce di Mare, che studia appunto una specie aliena qua nel nostro golfo, e invece alle isole Svalbard abbiamo un monitoraggio che dal 2014 studia l'atlantificazione, cioè il costante apporto di acqua più calda atlantica. Quindi anche questa, anche se non è acqua di zavorra, ma fa sì che ci siano sempre più delle specie aliene, quelle che normalmente stavano a latitudini più basse. Ultimo, il disturbo e le collisioni, cioè collisioni con la fauna selvatica che possono avvenire da parte delle navi. Noi facciamo un altro lavoro con la nostra, cioè non ci muoviamo così velocemente con le navi che trasportano, perché andiamo per rotte diciamo a velocità ridotta per fare i nostri rilievi, però ci siamo dotati di una guida per distinguere sia visualmente che acusticamente i cetacei, e attualmente sta finendo, proprio in corso fino a pochi giorni fa, un progetto in Antartide dove si studiava appunto le variazioni di comportamento dei cetacei durante l'acquisizione di dati geofisici, quindi dove si genera rumore per poter registrare i segnali. In conclusione, tra il 2013 e il 2023 le navi, il numero di navi che operano in Artico a me risulta cresciuto del 37%, con una distanza percorsa aumentata del 111%. Il ritiro dei ghiacci causato dal riscaldamento globale sì, apre nuove rotte commerciali, ma che genera un paradosso, nel senso che è possibile grazie alle emissioni che vanno a aumentare il riscaldamento globale, e poi esse stesse creano nuove emissioni e attività inquinanti. Questi impatti non danneggiano solo la biodiversità, ma minacciano anche le comunità indigene che abitano lì, perché finora abbiamo parlato più che altro dell'ambiente, ma queste comunità vivono di quello che c'è nell'ecosistema, per esempio la coltivazione delle alghe in Alaska. Quindi ricordiamoci che ci sono anche persone, anche se non sono così tante, comunità che vivono in questi territori. Grazie per l'attenzione. Grazie dottore Vesco. Un commento che mi viene a tutto quello che ha così attentamente illustrato è che di tutte queste cause si possano suddividere, per comodità di ragionamento, in due situazioni. Una che è quella di elementi controllabili e una elementi incontrollabili. Per quello che intendo dire, controllabili sono tutti gli elementi che dipendono positivamente e negativamente dall'uomo e che quindi con la conoscenza e soprattutto l'aiuto della scienza si possono cercare di modificare atteggiamenti e comportamenti
migliorandoli e diminuendo queste cause. Incontrollabili sono quelli propri della natura. Cioè io una domanda che mi pongo è: quanta conoscenza abbiamo della storia della Terra, dalle sue vere origini? Nonostante tutto quello che è stato studiato, forse c'è ancora molto che non conosciamo e che magari potrebbe spiegare che alcuni di questi fenomeni che stiamo vivendo non siano soltanto causati dall'intervento umano, anche perché è soltanto ora che siamo 8 miliardi di uomini sulla Terra, prima certamente non era così, ma potrebbero esserci degli eventi ciclici che la natura ripropone a distanza di tempi sicuramente lunghi, ma che poi hanno una sua ripetitività e hanno portato a tantissimi cambiamenti che stiamo vivendo. Allora sicuramente la scienza ci aiuterà a capire la parte di elementi che io chiamo forse impropriamente incontrollabili, ma sicuramente dobbiamo, come genere umano, imparare, studiare e soprattutto modificare i comportamenti negativi, migliorando quelli positivi che consentono alla Terra di continuare a ospitarci in maniera debita, dando possibilità a tutti quanti di avere una vita, una parte economica positiva.